Acqua dal cielo, acqua dalla montagna, acqua anche dalla strada. E così il piano terra di questa abitazione di Cismon del Grappa è andato sotto per circa 50 centimetri. Ci abita una famiglia di origine ucraina. Ieri c'era una grandinata, un sacco di acqua, tutto scendeva dappertutto, cioè non c'era nessun buco da dove non usciva l'acqua. Oltre che la quantità, a sorprendere è stata la velocità del fenomeno. Era pochissima, dopo qualche minuto si è alzata subito perché veniva un sacco di acqua. Sono da Cismon, nato qua, vissuto qua, ma come ieri non ho mai visto un nubifragio così, un diluvio. Per fortuna che non gli ha durato neanche tanto. Da anni mi sembra che non ne siano stati in giro, qua, insomma, in zona. L'acqua è stata tolta grazie ad una pompa di proprietà dei residenti e all'intervento per un paio d'ore dei vigili del fuoco, purtroppo non il primo. 4 anni fa sono venuti comunque perché era, cioè, primi giorni di quando siamo trasferiti qua e comunque c'era grandinata, c'era un sacco di acqua e noi non sapevamo che succede questa cosa qua. E quindi i nostri vicini di casa ci hanno aiutato. Resta il timore per episodi sempre più frequenti. Si ha paura ogni volta che si sente qualche tuono o qualcosa, che succeda qualcosa. Magari sassi che si staccano dalla montagna, fognature che saltano, e così. Gli interventi hanno riguardato in tutto 2 case negli abitati di Cismone e Collicello, con un paio di sottopassi allagati e alcune colate di materiali su strade comunali. Purtroppo sappiamo che sono eventi che possono capitare su tutto il territorio regionale, ormai sono all'ordine del giorno e quindi noi cerchiamo di fare il possibile per mantenere quanto più in sicurezza il nostro territorio.